Mamma in divisa, questo è il tema di una conferenza svoltasi nell'atrio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento su iniziativa della delegazione agrigentina dell'ANIOC, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche. Ha condotto i lavori la dottoressa Cavaliere Nina Inglima, la quale in apertura ha dato la parola per un saluto al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Nicola De Tullio, e al prefetto Salvatore Caccamo. Sono quindi intervenute 5 mamme appartenenti ciascuna a un corpo diverso: la dirigente della Polizia Penitenziaria Aurora Monica Mirabile, il maggiore dei Carabinieri Anna Maria Putortì, il tenente di vascello Rosaria Pioppo della Capitaneria di Porto Empedocle, il maresciallo capo della Guardia di Finanza Alessia Enriquez, l'ispettore della Polizia di Stato Alfonsina Miccichè, che hanno parlato del loro doppio ruolo particolarmente importante di servitori dello Stato appartenenti a istituzioni importanti come le forze dell'ordine, nel contempo di mamme con figli appartenenti a varie fasce di età, ciascuna con problemi ed esigenze di carattere diverso. Hanno quindi spiegato come riescono a conciliare 2 impegni particolarmente gravosi che si sovrappongono, ma riuscendo a fare in modo che nessuno dei 2 abbia ricadute sull'altro. Erano presenti, oltre al prefetto e al colonnello De Tullio, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Gabriele Baron, capitano di corvetta Stefano Varone.